to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è l'appuntamento settimanale su Radio Libertà dedicato al paese a stelle e strisce. Importantissime le notizie che vengono direttamente dagli Stati Uniti proprio in questa settimana. Abbiamo visto lo scorso lunedì, proprio dopo la mia rubrica, il discorso inaugurale di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, un discorso importantissimo che tra l'altro personalmente mi è piaciuto molto perché si è indirizzato molto verso il popolo americano e verso un'unità che era stata tanto bersagliata proprio dai suoi avversari, proprio dalla vicepresidente Kamala Harris, proprio dal presidente Joe Biden, che descrivevano gli elettori di Donald Trump come spazzatura. Un discorso veramente che ha cercato di coinvolgere tutti gli americani, parlando proprio di una sovranità che sarà riconquistata, una sicurezza che deve ritornare nelle vite degli americani e una giustizia che deve essere ricalibrata, una giustizia tra l'altro che Donald Trump ha visto come nemica in questi ultimi anni, ovvero non la giustizia in sé come concetto, ma l'apparato che ha cercato per anni durante la sua presidenza e oltre di metterlo in difficoltà con processi non proprio legittimi. Ma andando avanti, Donald Trump ha poi parlato anche di la volontà di creare una nazione che sia al massimo delle proprie possibilità per quanto riguarda l'orgoglio, la prosperità e anche la libertà. Gli Stati Uniti saranno più grandi, saranno più forti e saranno anche più eccezionali, traducendo direttamente dall'inglese di Donald Trump rispetto a prima. Parliamo quindi di un presidente che ha cercato anche di infondere ottimismo, di infondere speranza, però non negando che ci sia tanto lavoro da fare. Un presidente che ha parlato anche delle difficoltà che in questo momento quindi mettono veramente in ginocchio gli Stati Uniti. Abbiamo avuto un governo, dice Donald Trump, che non ha saputo per niente gestire una crisi che abbiamo visto nelle nostre mura domestiche, possiamo tradurre in questo modo, e che però è stato messo anche in difficoltà con tutte le catastrofi che sono successe all'estero, che è successo negli Stati Uniti, ma anche semplicemente per quello che riguarda il mercato immobiliare, che gli americani non riescono più a comprare le case, oppure anche quella che viene definita invasione da parte degli immigrati irregolari. E tra l'altro vi saranno anche notizie su questo tema in seguito proprio in questa rubrica. Ma le catastrofi invece all'estero sono state quelle, ad esempio, della fuga dall'Afghanistan, lasciando purtroppo tantissimi collaboratori proprio all'interno dello Stato afghano, dello Stato ormai in mano ai talebani. Alcuni poi sono stati aiutati a fuggire in seguito. Il problema è che ora, ovviamente, che Donald Trump è tornato presidente, è che alcuni familiari dei rifugiati sono rimasti ancora nello Stato in mano ai talebani. Ovviamente quando c'era Joe Biden queste erano non notizie, ma ora con Donald Trump bisogna, giustamente o meno,
grazie a questi giornali molto, molto imparziali, guardare anche il pelo nell'uovo. Proprio riguardo anche allo Stato e al governo, Donald Trump parla proprio di una crisi di sicurezza, della fiducia da parte degli americani nello Stato e nel governo. E purtroppo, proprio come dice Donald Trump, su questo possiamo essere in tanti d'accordo, un establishment che è molto radicale e corrotto ha purtroppo estratto il potere e ricchezza dai cittadini americani per poi tenerselo per sé, lasciando disperazione e quasi distruzione, da come lo descrive Donald Trump nel suo discorso. Il governo e lo Stato ha fallito, secondo Donald Trump, anche nel proteggere i cittadini americani, i cittadini che rispettano le leggi e purtroppo ha provveduto a santuari e protezione per criminali pericolosi, come sono stati tanti criminali pericolosi che sono entrati all'interno dei confini americani. Donald Trump, tra l'altro, descrive proprio i venezuelani, poi vedremo anche in una notizia successiva, come criminali che facevano parte delle prigioni venezuelane e che il Venezuela ha svuotato, ha gettato proprio all'interno dei confini americani. Tra l'altro denuncia proprio anche la situazione in North Carolina, una situazione che è stata purtroppo silenziata quando vi era il presidente Joe Biden, dopo l'uragano che purtroppo ha messo anche qui in difficoltà proprio lo stato della North Carolina. E Donald Trump denuncia che il paese non è stato in questo momento in grado di gestire e di poter anche mandare servizi proprio di primaria necessità ai cittadini che sono in questo momento in questo stato di emergenza. Parliamo quindi proprio di una denuncia anche proprio dell'apparato americano. Infatti Donald Trump in queste ultime notizie ha criticato proprio l'agenzia federale che gestisce i disastri naturali, parlando proprio di come sia un'agenzia federale non all'altezza e che forse debba essere addirittura smantellata. Donald Trump nella visita proprio a North Carolina parla proprio di come questa agenzia federale, la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, sia proprio incapace in questo momento di poter garantire un servizio adeguato e parla proprio di smantellarla per dare il potere alla gestione di questi disastri naturali che purtroppo stanno ripercuotendo sugli Stati Uniti in questi ultimi anni in maniera più brutale rispetto al passato, proprio cercando di smantellare questa agenzia federale e poter dare il potere della gestione dei disastri naturali ai singoli stati, come per tante altre questioni, come ad esempio i diritti sociali. Donald Trump sta cercando di dare più potere ai singoli stati piuttosto che caricare tante responsabilità, enormi responsabilità di questo tipo sul groppone del governo federale centrale, possiamo chiamarlo così. E infatti Donald Trump ha dichiarato, tra l'altro, ai cittadini del North Carolina che sarà proprio questa amministrazione a cercare di aiutare nella maniera migliore possibile innanzitutto i cittadini in difficoltà, ma che ha capito anche che sono stati trattati male dall'amministrazione Biden per quanto riguarda proprio l'accesso anche ai beni di prima necessità e vi è anche la questione che molte case non sono state ricostruite.
Infatti molti cittadini in questo momento sono costretti ancora a vivere in hotel, con 3.000 famiglie che saranno costrette a rimanere in hotel sicuramente, anche perché son solo purtroppo 3.000 famiglie, tra l'altro, che hanno l'opportunità di poter accedere a questo servizio. 3.000 famiglie che saranno quindi costrette a rimanere in hotel, per fortuna pagato in questo caso non da loro, e fino al 26 maggio 2025. Quindi parliamo proprio di una situazione molto complicata, non solo nella tanto chiacchierata Los Angeles e California, ma anche purtroppo anche in North Carolina, che è meno conosciuta ed è più rurale, però la situazione rimane grave. Continuando, tra l'altro, in North Carolina, il razzista Trump, come viene definito dai democratici, in realtà sta cercando di riconoscere con il potere da presidente e il riconoscimento a livello federale una tribù proprio di nativi americani che sono residenti in North Carolina. Ha cercato, tra l'altro, di far riconoscere il prima possibile, ha firmato una direttiva federale proprio prima della sua visita in North Carolina, e la tribù sarà riconosciuta con tutte le ovviamente caratteristiche, anche le possibilità di avere anche i fondi e le risorse per poter continuare a vivere nella maniera migliore possibile. Ricordiamo che purtroppo i nativi americani vivono ancora in riserve che, nonostante vi siano state tante presidenze democratiche molto attente alle minoranze, quando conveniva loro però, purtroppo tante tribù e tante quindi popolazioni di nativi americani vivono in città che hanno difficoltà ad accedere all'energia elettrica nel 2025, ma anche se fosse stato nel 2016, quando è arrivato il primo mandato di Donald Trump, sarebbe stato comunque gravissimo. Parliamo quindi di tribù di nativi americani che veramente sono trattati come cittadini di serie Z, neanche serie B. Tra l'altro il riconoscimento di questa tribù chiamata tribù Lumbe è stato anche un tema della campagna elettorale anche per Kamala Harris, che ovviamente non ha cercato di riconoscerli durante la sua amministrazione, ma semplicemente come mossa elettorale. Una tribù che tra l'altro ha circa 55.000 membri. Andando avanti con le notizie, si parla tanto anche di quello che vorrebbe eliminare Trump, ovvero lo ius soli americano. Perché? Perché secondo Donald Trump molti immigrati irregolari cosa fanno? Invadono le terre americane proprio per poter partorire e avere la cittadinanza per la propria prole. Cosa succede quindi? Che vi è poi difficoltà a separare una famiglia che è entrata illegalmente all'interno del territorio americano con la propria prole, e rischia ovviamente di rimanere all'interno dello Stato americano anche la famiglia che è entrata illegalmente. Quindi mi sembra anche qui una mossa molto molto intelligente. E cosa è successo poi, tra l'altro? Gli immigrati regolari, che devono sorbirsi purtroppo per loro tutta la parte burocratica, tutta la parte anche di spese per poter riconoscere il proprio status da immigrato regolare con permesso di soggiorno, devono aspettare, come è successo a questa signora Catherine in Colombia, ha dovuto aspettare 9 anni prima di poter avere la propria applicazione come immigrata regolare approvata, e il marito tra l'altro non è ancora stato approvato, quindi
In questo momento Catherine si trova nella propria casa, nella loro propria nuova casa in Colorado da sola, aspettando l'approvazione del marito che dopo 2 anni, quindi ulteriori 11 anni in totale, ancora non ha avuto il permesso di soggiorno. E giustamente lei fa notare come non è giusto che lei abbia dovuto pagare le spese enormi legali, abbia dovuto pagare anche come tempo, che non torna più quello purtroppo, per poter avere un permesso di soggiorno regolare, quando poi milioni di immigrati irregolari sono sul suolo americano e hanno la possibilità di avere una cittadinanza e di avere anche i servizi, anche questo è molto importante da far notare, in maniera gratuita. Servizi, tra l'altro, che appunto sono molto costosi sia per gli immigrati regolari, sia per i cittadini americani che appunto non hanno l'assicurazione sanitaria garantita in questo momento dal governo federale, ma anzi sono obbligati a pagare di tasca loro. Andando avanti poi con le notizie, Vance, il vicepresidente Vance, ha fatto un discorso in quest'ultima settimana, ha parlato proprio del fatto che gli Stati Uniti hanno bisogno di più nascite e che è proprio un compito della generazione, di una generazione precedente per passare a quella successiva, il compito di garantire anche una natalità che sia adeguata ovviamente alla propria situazione e anche garantire le migliori condizioni per continuare ad avere una natalità interna forte. Perché? Perché come succedeva anche in Italia, i democratici pensavano di poter aumentare la natalità solo con praticamente l'ingresso indiscriminato di immigrati irregolari, che secondo le ultime statistiche, tra l'altro negli Stati Uniti, nel 2022 erano circa 10-11 milioni, ora si parla addirittura di 13-14 milioni di immigrati irregolari sul suolo americano. Poi tra l'altro di quelli che il Dipartimento della Giustizia è riuscita a rintracciare, quindi bisogna capire chissà quanti altri milioni sono probabilmente fuori dal controllo delle agenzie federali. Un J.D. Vance che ha parlato anche della burocrazia che in questo momento non mette assolutamente in una buona posizione tutti i rappresentanti governativi, tutti i funzionari governativi, anzi è una burocrazia che ormai è un mostro proprio fuori dal controllo del governo federale, quindi bisogna riformarla assolutamente. Un Vance che appunto ha partecipato anche a questa marcia per manifestare proprio a favore delle politiche pro vita, un J.D. Vance cattolico, tra l'altro, ricordiamolo, fiero di essere cattolico, nel senso che non ha mai tra l'altro nascosto di esserlo, e uno dei suoi libri in uscita, prima tra l'altro che diventasse il vicepresidente per l'amministrazione Donald Trump, era proprio dedicato alla religione cristiana. Il Dipartimento dell'Immigrazione ha arrestato tra l'altro 3 venezuelani appartenenti a una gang pericolosissima, la Tren de Aragua, gang tra l'altro che ha messo anche in difficoltà, come abbiamo visto in questa rubrica, proprio i latinos appartenenti a quelle zone. Perché? Perché mettevano in difficoltà anche i loro stessi, diciamo, connazionali o comunque corregionali, possiamo quasi chiamarli. Una gang venezuelana che Donald Trump aveva descritto proprio come assetata di sangue e appartenenti alle prigioni del Venezuela, scusate, prigioni del Venezuela che sono state svuotate proprio, secondo Donald Trump, all'interno dello Stato americano. Cosa è successo, tra l'altro, poi in questo weekend molto, molto focoso per quanto riguarda, tra l'altro, la politica americana? Vi sono stati dei problemi per quanto riguarda
il rimpatrio di molti colombiani che erano irregolarmente all'interno dello Stato americano, e Donald Trump ha giustamente cercato di forzare la mano al presidente colombiano, aumentando tra l'altro i tassi e le tariffe e le sanzioni per la Colombia, e la Colombia, che prima si era mostrata molto combattiva proprio qualche ora prima, quindi tutto si è risolto in una giornata, ora ha messo a disposizione anche l'aereo presidenziale per far imbarcare i colombiani che erano all'interno dello Stato americano senza i documenti, quindi illegalmente, e quindi Donald Trump è riuscito a disinnescare la situazione in maniera molto profittevole per gli Stati Uniti. Una Casa Bianca che quindi non ha problemi a mostrare la forza, giustamente, anche per situazioni di questo tipo, per far giustamente rispettare la propria politica locale. Infatti, anche nelle Filippine, parlando proprio di politica, in questo caso anche internazionale, Donald Trump e la sua amministrazione ha fatto inviare dei missili adatti proprio alla protezione dello Stato, proprio nei confronti anche di una Cina che, ricordiamo, è sempre più aggressiva in quelle zone, nonostante anche le difficoltà economiche all'interno del proprio paese. Donald Trump, tra l'altro, con quest'ultima poi notizia vi saluto, Donald Trump che ha firmato un ordine federale molto, molto storico, una direttiva federale molto storica, ovvero la totale declassificazione dei vari dossier dedicati agli assassini dei Kennedy, sia del presidente Kennedy, sia del senatore Kennedy, ma anche di Martin Luther King. Perché? Perché sono ancora, tra l'altro, omicidi molto, molto ancora nel buio per tanti americani, vi sono tante cospirazioni, e tra l'altro Martin Luther King continua a essere anche una piccola pietra. Questo avvicinamento alla famiglia di Martin Luther King comincia a essere una piccola pietra anche all'avvicinamento delle comunità afroamericane e latine per l'amministrazione di Donald Trump, di cui ha parlato anche durante la propria inaugurazione, con anche un pastore proprio dedicato agli afroamericani, che ha enunciato una propria preghiera per un buon auspicio proprio per l'amministrazione del 47esimo presidente degli Stati Uniti. Un Donald Trump che quindi sta cercando anche di veramente celebrare le minoranze, togliendo anche i